il Bisonte Firenze a sorridere nella notte di Halloween. Al Palafenera di Chieri finisce 3-0 per le toscane, che proseguono dunque un rollino di marcia del tutto invidiabile. Quarta vittoria in 5 partite e soprattutto un altro match di sostanza su tutti i fronti. La squadra di Caprara infligge il primo KO casalingo alla Reale Mutua Fenera Chieri 76, che nulla ha potuto contro la superiorità tecnica delle avversarie. Nel primo set le ospiti partono fortissimo e Chieri è sempre costretto ad inseguire. Sotto 16-7 Bregoli corre ai ripari e inserisce Bose Perinelli al posto di Jordan Polter e Dan Wright. Nel finale di set le collinari riescono a fare quadrato e piano piano riescono a ricucire parzialmente il gap fino a portarsi sotto 18-21. L'impresa però non si completa e Daikem e compagni portano a casa comunque il primo set 25-21. Chieri però è un'altra squadra rispetto ad inizio match e torna sul Taraflex con un altro atteggiamento. Anastasia Guerra trascina le compagne e nonostante il rendimento non perfetto di Grobelna, le bianco-blu migliorano le percentuali in attacco tenendo testa a Firenze, trovandosi nel cuore del set con la testa avanti. Ma nel finale Farr, eletta MVP a fine partita, e i compagni riescono a rimanere più lucide portandosi a casa anche il secondo parziale 25-23. Il Fenera vuole a tutti i costi allungare il match e con una ritrovata Grobelna, che dopo un avvio sottotono si riprende fino a macinare 13 punti complessivi, fa il vuoto a inizio set. – 8-2 per le padrone di casa, ma anche questa volta mai dare per morto il Bisonte. Uacalor è una sentenza in attacco con 13 punti, è la top scorer delle toscane e Farr continua a far male a muro e in attacco. Chieri mantiene un mini break di vantaggio, ma un altro blackout risulta decisivo. E Firenze compie il definitivo sorpasso sul 21-20, andando a vincere anche l'ultimo parziale. Successo meritato per le ragazze di Caprara, che ora però sono attese da un'altra sfida affascinante e complicata contro il Millennium Brescia. Per Chieri, invece, sabato sera sarà la volta del derby contro la Bosca San Bernardo Cuneo.